Di nuovo in studio per parlare dei disturbi dello spettro autistico, importante convegno a Treviso con due tra i massimi esperti mondiali della sindrome di Asperger, con l'obiettivo di dare fiducia alle famiglie che si trovano ad affrontare queste problematiche sia su bambini che su adulti. Treviso per 2 giorni, capitale italiana degli studi sull'autismo, grazie alla sinergia tra la Cooperativa Sociale Castelmonte e l'Università Ca' Foscari. Proprio nel campus universitario si è svolta una 2 giorni di lavori incentrata sull'autismo e in particolare sulla sindrome di Asperger, che ha avuto come relatori 2 celebrità scientifiche mondiali, il dottor Tony Atwood e la dottoressa Isabelle No. Oggi è un grande giorno, molto internazionale. Siamo arrivati fin qui dal Canada e dall'Australia. Gente da tutte le parti del mondo per condividere idee, esperienze e strategie. Quindi questa è una fantastica opportunità per scambiare informazioni. E inoltre stiamo trattando diverse tematiche, dall'infanzia al periodo adolescenziale all'età adulta. Abbiamo inoltre appena terminato di parlare riguardo al profilo femminile dell'autismo e della sindrome di Asperger. Secondo il Ministero della Salute, quasi 2 bambini su 100 tra i 7 e i 9 anni presentano disturbi compresi nello spettro autistico. Una ricerca dell'Università di Pavia sottolinea inoltre come quasi l'80% degli adulti autistici non abbia attività lavorativa. Il confronto trevigiano si è dunque concentrato su complessità diagnostica e possibili interventi. La strada è quella della costruzione di opportunità cliniche e culturali in una realtà in continua evoluzione. L'idea è quella di creare una rete di professionisti che sono in grado di aiutare tutte le famiglie e le persone in Italia che stanno chiedendo supporto. Quindi vogliamo lanciare questo messaggio: lavorare bene in autismo è possibile e con queste guide internazionali lo potremo fare insieme. Contiamo sul fatto che si possa ottenere una maggiore sensibilizzazione attraverso la conoscenza dello spettro autistico, per poter accogliere queste persone che sono davvero speciali, ma proprio per le loro potenzialità nel nostro contesto, quindi a partire dal mondo della scuola piuttosto che lavorativo, nel quale io personalmente mi sto impegnando. Rimaniamo a Treviso e sempre in ambito scientifico sanitario. C'è stato un altro importante convegno dedicato alle malattie della pelle che sono in costante aumento, ma di cui si parla ancora troppo poco. La loggia è gremita di pazienti affetti da ulcere cutanee e dai loro familiari. Dovrebbe servire a sensibilizzare la popolazione su questa tematica che, come abbiamo visto prima, coinvolge ogni anno 350.000 nuovi malati. Ferite della pelle che non si rimarginano, una malattia di cui si parla poco che invece tende ad isolare molto. Vorrei sottolineare la valenza sociale di questa malattia. Una persona affetta da queste ulcere in fase avanzata è una persona che non può camminare, non può muoversi, spesso ha cattivi odori, quindi si isola dalla società, quindi non è molto conosciuta, ma è davvero molto importante riuscire a prevenirla e curarla, come cerchiamo di fare tutti i giorni. Ecco perché è stato organizzato un pomeriggio informativo alla Loggia dei Cavalieri di Treviso, esperienze di pazienti ma anche di chi si prende cura di loro. Noi trattiamo malattie in fase avanzata che altri centri non sono riusciti a curare, malattie che richiedono a volte anni per la guarigione, e direi che riusciamo a prenderle in carico e a curarle in molti casi. Ancora una volta a Treviso quindi si conferma il vertice della sanità non solo veneta ma nazionale, in questo caso per la cura delle ulcere cutanee croniche. Ferite in genere sulle gambe o i piedi che non riescono a guarire da sole per una malattia tutt'altro che da vecchi. Pensi solo ai pazienti che sono paraplegici, quindi che sono sulla sedia a rotelle, che possono sviluppare purtroppo un'insorgenza di una lesione da decubito, oppure a pazienti giovani che hanno un trauma, cadendo magari dalla bicicletta, cadendo in moto, e che non riescono, perché magari fanno dei farmaci, perché non vengono curati in maniera adeguata, a guarire, nel miglior modo possibile. Accanto ad una struttura sanitaria però è altrettanto importante che il paziente trovi appoggio in un'associazione. Per questo è stata presentata la sezione trevigiana dedicata ai pazienti affetti da questa malattia. L'associazione, come le varie associazioni di varie malattie, servono soprattutto a creare un contesto, un appoggio a chi cura queste malattie. Sono, come dicevo, un'alleanza tra i medici e i pazienti. Folta la presenza non solo di pazienti, ma anche di tanti cittadini che non erano a conoscenza di questa malattia, della quale, bene sottolinearlo, si può guarire definitivamente.
Queste patologie si possono assolutamente curare, ovviamente non facciamo i miracoli, però cerchiamo di mettere tutto il nostro cuore, la nostra anima, la nostra scienza, la nostra competenza al servizio dei pazienti per poter far sì che abbiano una risposta migliore e perché no, portare il più possibile queste persone alla guarigione. A Montebelluna ora, dove è stata inaugurata l'area fitness del Parco Manin, un'area riservata a chi ama praticare attività motorie all'aria aperta in diretta connessione con la natura, uno spazio di circa 400 metri allestito a sud-ovest del parco, completamente attrezzato per la ginnastica callistenica, un allenamento a corpo libero con il supporto di adeguate attrezzature. L'area si compone di 8 postazioni, oltre a un grande castello calistenico di circa 6-7 metri con attrezzi che consentono esercizi a corpo libero, trazioni, salti, flessioni, movimenti degli arti. Al taglio del nastro erano presenti, li vedete, il sindaco Adalberto Bordini, il vice sindaco Claudio Borgia e gli assessori Elzo Severin e Andrea Marin. Attività motoria a costo zero, detto il primo cittadino, anche così ci occupiamo di salute pubblica. Adesso vi portiamo ai confini della provincia di Treviso, a Meolo, per raccontarvi di un giardino davvero straordinario. Nel 2000 ci è stato regalato una rosa e da quella rosa regalata ho comprato la prima che era la Rimosa e dopo la Cocte, Martin Guillot e da là ho circa 700 piante, 450 tipi e ogni anno inserisco piante nuove. Una passione nata quando era ancora ragazzino ma esplosa 22 anni fa, quella di Andrea Meneghel per le rose, e ora il suo giardino è un meraviglioso profluvio di colori e profumi. Uno spazio che nel mese di maggio apre per un paio di domeniche l'anno perché non solo la sua famiglia ma anche i visitatori che arrivano da più o meno lontano possano riempirsi gli occhi di questo spettacolo. Per 2 anni qua con la pandemia meno gente, però ogni anno ho circa 700-800 persone che vengono a vedere il mio giardino, anche da lontano, dall'Emilia, dalla Toscana, dai Friuli, gente anche che sa di rose, gente che proprio sa di rose, architetti paesaggisti. Piante che Meneghel ricerca con attenzione, che ordina e aspetta anche mesi se non anni, ognuna con proprie peculiarità. Una magari ama più il sole, una ama più l'ombra, una ha il profumo, una ha 35 petali, l'altra ne ha 45, l'altra ne ha 100, cioè, insomma sono tutte diverse. Tutte hanno la sua bellezza, tutte hanno la sua immagine, non si può descrivere l'emozione che io provo adesso su questo periodo qua a maggio, perché è una cosa fantastica, Una passione che prima coltivava conciliandola con il lavoro, ma a cui ora dedica tutto il tempo, essendo da un paio d'anni in pensione. Quando si fa i lavori bisogna farli, non è perché è domenica si lascia là, non è un sopramobile, bisogna sempre curarla. 365 giorni all'anno bisogna andare via per le rose, non è la lascio là. No, il giardino deve essere sempre in ordine 12 mesi l'anno, ci vuole tanta passione. Non ho particolari aggiornamenti dell'ultima ora da darvi, chiudiamo quindi con queste immagini davvero bellissime, chiudiamo in bellezza, grazie davvero per l'attenzione, vi lascio alle previsioni del tempo, buona domenica sera. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Graduale e lento aumento della pressione atmosferica, qualche disturbo però ci sarà ancora e il clima si manterrà piuttosto fresco. Vediamo il dettaglio di lunedì 30 maggio. Sul Veneto tempo in parziale miglioramento, ma avremo ancora un'alternanza di nuvole e rasserenamenti anche ampi. Entro sera non si escludono dei piovaschi a carattere sparso.
Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 10 e 14 gradi, massime invece oscillanti tra i 21 e i 24 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo a tratti coperto, ma come vediamo non mancheranno ampie schiarite soleggiate. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, massime sui 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto e con tanto sole. Temperature minime intorno agli 11-12 gradi, massime infine sui 23 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.